Cacchio, oggi avevo previsto di fare la mia missione 75 km in bicicletta fino a Venezia. 19 gradi, sole, calduccio, no che mi tocca disdire tutto per un impegno. Guardate, che bella giornata! Ci sono 19 gradi e io non posso andare a Venezia. La mia impresa è rimandata forse a domenica, vediamo. Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi ci troviamo a Bassano del Grappa per un avvenimento molto importante, ovvero quello di festeggiare il raggiungimento dei miei 750 iscritti su YouTube. E per commemorare l'occasione farò 75 km in bicicletta da Bassano del Grappa fino a Venezia, vestita da Ezio Auditore. Mi sono già persa. Comunque, come mai sto facendo sta cosa? Perché mi piacciono le sfide. In realtà avrei dovuto farla ancora mesi fa perché ho raggiunto i 750 iscritti tipo a marzo, fine febbraio, e adesso siamo a inizio maggio, solo che con la scusa del lockdown e tutto quanto non ci si poteva muovere tra regioni, tra comuni, quindi non potevo andare fino a Venezia e oggi finalmente lo sto facendo. Questo è l'ospedale di Bassano. Questa è la mia situazione. Devo stare attento a non andare troppo forte perché non sono allenata, non vorrei spomparmi. E aggiornamenti a dopo. No! E adesso? Bene. La traccia GPS comunque l'ho fatta con l'applicazione Komoot. È fantastica perché ti cerca le piste ciclabili direttamente, quindi io fino adesso ho fatto piste ciclabili e basta. Ah, bene.
È appena passato un camioncino in giallo e un camioncino rosso, quindi anche oggi dovrebbe andare tutto bene. Pausa piadina perché sono le 11:30, sto morendo di fame. Comunque ogni volta che vado via la GoPro deve avere qualche problema. Yes! Dai Postumia! Passa di qua! Le mura di Castelfranco! Dove Efrem ha preso il trenino per andare a Venezia? Sant'Antonio! Il cammino di Sant'Antonio! Mi è appena arrivata un'ape in testa. Comunque, questo percorso GPS lo trovate nel mio canale Telegram, che vi linko sotto in descrizione, con anche il video dove spiego che cos'è sto canale Telegram, quindi andate a darci un'occhiata. C'è nessuno. 20 km fatti. Adesso faccio riposare un po' il destriero e intanto faccio una missione secondaria, ovvero mangio un'altra mezza piadina. Ah, ti piace mangiare, eh? Siamo sul percorso Muson dei Sassi. Comunque continuo a mangiare moscerini. Proteine, buone. Quindi adesso qua in teoria è tutta dritta, infatti è tutta dritta. Ma che figata! Mancano 31 km a Venezia, ne ho fatti 40 più o meno e ho appena mangiato il resto della prima piadina. Chissà come se la sta passando Efrem adesso. Non è stupendo questo via alberato? Vieni, non vieni. Invece no. Guai a te. Fermo. Grande. Ebbene sì signori, siamo arrivati alla punta. 10.500 passi. Non so in termini di chilometri quanto siano, ma me lo dirà dopo. Perché se devo guardare qua in uno schermo, mannaggia me. Guardate, guardate che scorci. Oddio, quelli là sono i nuvoloni che credo porteranno pioggia da qui un paio d'ore. Speriamo di no, eh. Raga, ma che cosa sono quei cosi? Corri. Grande toso. Dai su, è palesemente storta. Cioè guardate qui com'è affossata rispetto di là, che è molto più basso. Sapevate che ci sono dei giardini pubblici a Venezia? Che cosa carina! Andiamo a vedere l'isoletta, forse sarà l'ultima perché ormai dovrebbe essere arrivata in stazione, quindi devo tornare a San Marco, Moni. E questa è l'ultima isoletta. Comincia a sentirsi un po' di stanchezza. Sono le 13:42, ho fatto 2 ore e 25 di allenamento
Sono a Tre Baseleghe e mi riposo direi un quarto d'ora in questa panchina dove lascerò il mio segno. Comunque anche oggi sono sempre controvento. Martellago, strada del Radicchio. Ci avviciniamo sempre di più. Il Firmigio sta esplorando la zona universitaria di Venezia, dove non siamo mai stati. Ah no, stavo sbirciando dentro, c'era una docente della Ca' Foscari che stava facendo, penso, lezioni in videoconferenza perché parlava praticamente a nessuno e niente, ha guardato fuori dalla finestra e mi ha visto che sbirciavo. Capita. Che bell'albero. Siamo a meno 15 km. Sono a Trivignano. Sono le 14:53, se mai dovessi morire, e questo sarà il mio ultimo messaggio. Cicli a mano? Davvero? Nah. LOL. Grazie. Grazie. No. No. Qui dove abbiamo fatto il cosplay. Oddio, che ricordi. Ah, ci siamo. Ezio, ti ho portato a casa. E allora, sto ponte, dove cazzo sei? Oh, Venezia. Dai, eccoci. Eccoci, Venezia. La biciclettata sul ponte la dedico a tutti voi 750 che ormai siete anche di più, che mi state seguendo su YouTube e continuate a seguirmi. Grazie mille a tutti e vi lascio con un time lapse del ponte di Venezia. Sono qua al Bici Park, 10 euro per 24 ore. Adesso parcheggio la bicicletta e poi raggiungo Efrem. Bye bye. Bene. Yes, sono arrivata. Adesso è momento video con l'Efrem. Entrata trionfale a Venezia 2.0 in versione cambiata. Grazie Migio che mi hai fatto le fotine. Grazie Migio che mi sopporti. Vero Migio? Vai giù. Questa Moni selvatica che compare nella scena. Migio morto, Moni morta e ha cominciato a piovere letteralmente adesso che siamo saliti in treno. Giornata perfetta, vero? No.